Nella chiesa dei Santi Apostoli ebbe la sua prima sepoltura Michelangelo Buonarroti, che morì a Roma nel febbraio del 1564. In realtà durò pochi giorni, una quindicina, perché subito il nipote Leonardo, accorso da Firenze, ne trafugò il corpo e lo imballò letteralmente come un pacco per rimandarlo nella città toscana dove Michelangelo aveva espresso il desiderio di essere sepolto. Oggi di tutta questa storia ci rimane solo un cenotafio murato su una parete esterna del chiostro dei Santi Apostoli, che non raffigurerebbe poi nemmeno lo scultore, ma un filosofo, Ferdinando Eustachio. Sulla facciata della chiesa dei Santi Apostoli campeggiano, sotto alle grandi statue, delle lettere F, L, D, C, L e così via per 13 volte. Tante sono le immagini di Gesù e degli Apostoli. Un acrostico illeggibile che per molto tempo non si riuscì a decifrare, finché non emerse la verità. Era un ringraziamento che l'architetto Carlo Rainaldi fece a Lorenzo Brancati di Lauria, il cardinale che pagò le statue. Agì in questo modo per evitare che il Papa si indispettisse leggendo il nome di un vescovo sulla facciata.